Una festa sentita per la parrocchia intitolata al Santo, una delle più periferiche del comune di Rapallo, un'occasione di incontro e di preghiera. Come ogni anno la ricorrenza ha richiamato persone che nel tempo si sono trasferite altrove, ma che continuano a sentire il richiamo della piccola località. Quest'anno abbiamo meditato alcuni passaggi del documento pastorale del Vescovo per una chiesa chiavarese che si rinnova nella gioia del Vangelo. Le persone che ci sono si coinvolgono tanto, ma anche più del necessario, nonostante la stagione. Vescovo torinese, originario del IV secolo, San Massimo annunciava il Vangelo e la carità, ricordava ai cristiani il dovere di lodare Dio tutti i giorni, al mattino e alla sera, e condannava chi vendeva il perdono dei peccati in cambio di denaro. Ha messo in evidenza che la comunità cristiana, oltre che essere la comunità che annuncia il Vangelo, lo vive anche e lo testimonia proprio nella carità. La comunità di San Massimo si identifica molto con la sua chiesa, con il piccolo cimitero, con le iniziative in calendario, quest'anno segnate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova. Ringrazio il comitato che ha rinunciato appunto a spettacoli pirotecnici oppure musica, ma destinerà una parte del ricavato degli stand proprio a supporto delle famiglie che purtroppo sono rimaste coinvolte nel disastro di Genova. Tanti infine i fedeli che hanno contribuito all'organizzazione della festa. Ho cominciato a fare il chierichetto a 7 anni e ho sempre fatto poco, ma il mio contributo l'ho sempre dato nella chiesa. Penso di lasciare il posto ai giovani perché ci vuole i giovani che si sostituiscono. Abbiamo preparato questa lotteria, ci è costata parecchio perché si veniva a lavorare di sera, comunque è andato tutto bene.